Buongiorno, siamo nelle località di Durlo di Crespadoro, è il paese dei murales, degli affreschi e degli acrilici. Questa è un'opera di Elio La Scripa, un acrilico, un po' smarrita, ma si vede ancora molto bella. Siamo nella contrada Bruni di Durlo. Ci sono due meravigliosi affreschi del 1800 di Celestino Del Barco, pittore detto dagli occhi chiusi, un pittore viandante. Le sue opere resistono ancora ai nostri giorni. Qui c'è una meridiana molto bella. Eccola. E a fianco c'è una Pietà, sempre in affresco. Due opere di un valore storico e artistico notevole. Ecco le vecchie rindoli di Durlo del 1905. Siamo nella contrada Grandi, dove andremo a visitare un meraviglioso affresco dell'800 di Celestino Del Barco. Qui c'è una Madonnina in basso rilievo del 1600, ritoccata con le terre di affresco, una Madonnina meravigliosa. Siamo sempre nelle località grandi, nella contrada Grandi di Durlo. Stiamo per vedere un affresco meraviglioso. Uno degli affreschi più belli di tutta l'Alta Valle e la Lessinia, dipinto nel 1800 da Celestino Del Barco, un pittore viandante. Peccato sia andato un po' rovinato nel tempo l'incuria e l'abbandono e soprattutto l'ignoranza delle persone che lo hanno rovinato e la sovrintendenza che non è intervenuta a restaurarlo, a metterlo a posto. Pensate voi, hanno messo perfino al centro qua nel basso del dipinto dei fili della corrente, della luce. Un affresco di notevole importanza storico-artistica. Speriamo che venga restaurato prima possibile. Perdere un affresco di questo genere è una perdita per tutta la valle. Sempre in paese a Durlo c'è un affresco sempre mio di Luigi Rossetto, La partenza degli emigranti, ispirato a un pittore che ha dipinto un affresco a Arcomegge in provincia di Varese, Usellini. Ecco un dipinto in acrilico a due mani, dipinto da Aliko Clu, pittore di origine turca, e Fiorenzo Vaccaretti, è un acrilico, un paesaggio agreste. Ecco un murale all'interno del ristorante La Betulla, sempre di Durlo, un murale ad acrilico di Aliko Clu e Daniela Pissolato.
dipinto a due mani allora. Ok, adesso vediamo un affresco meraviglioso di Virgilio Antoniazzi, sempre all'interno del ristorante La Betulla, in affresco, il paese di Durlo in affresco di Virgilio Antoniazzi. È sempre un affresco di Virgilio Antoniazzi, sempre all'interno del ristorante La Betulla di Durlo. Ecco un affresco straordinario di notevole valore artistico, dipinto dalla giapponese Yumiko, la moglie di Hideo Sakata. Due straordinarie figure di frescanti che sono soggiornati in Italia per tanti anni, hanno soggiornato per tanti anni in Italia, facendo degli studi straordinari sui colori dell'affresco. Siamo sempre all'interno del ristorante La Betulla di Durlo. Qui c'è un affresco meraviglioso di Yumiko dove rappresenta le nostre montagne, la catena delle piccole Dolomiti, vista e dipinta da un'artista nipponica. I mestieri di una volta a Durlo il sabattino sapete fare. Siamo sempre all'interno del ristorante La Betulla di Durlo, un affresco sempre della pittrice giapponese Yumiko. Una meraviglia delle meraviglie. Conoscendo la tecnica dell'affresco, solo pochi riescono a capire la straordinarietà di questa tecnica. Siamo sempre all'interno del ristorante La Betulla, sempre con un dipinto della pittrice giapponese Yumiko di notevolissimo valore tecnico e artistico. È stato dipinto e preparato il muro con 9 mani di grassello, tirato a vetro. Questo durerà nei secoli e nei secoli, essendo che protetto all'interno di un luogo così. Sempre in centro di Durlo, all'esterno, siamo di fronte alla chiesa. C'è un'opera qui di Vico Calabrò, eccezionale. Rappresentano le figure Suora Germana, il prete di Durlo, che era un astronomo, il vescovo e un altro prete. Un dipinto straordinario di Vico Calabrò. Sempre vicino alla chiesa di Durlo, il carrettiere, dipinto da me, ovvero Luigi Rossetto. Rappresenta la figura del carrettiere che si spostava da un paese all'altro per portare viveri, generi di prima necessità, generi alimentari. È un affresco. Poi a fianco c'è sempre un dipinto in affresco del 1800 di Celestino Dal Barco. Il pittore, detto dagli occhi chiusi, rappresenta San Giacomo, ancora in ottimo stato, del 1800. Siamo di fronte all'opera di Virgilio Antoniazzi in affresco, una bifora. Rappresenta all'interno di un droghiere, un casolino, un vecchio casolino. In Veneto è il bottegaio. Un bellissimo affresco.
Siamo sempre vicino alla chiesa dove c'è un acrilico di Fiorenzo Vaccaretti, rappresenta la processione. Siamo sempre a Durlo, qui vediamo un acrilico su intonaco dipinto da una signora qui di Durlo, che adesso non ricordo il nome. Qui siamo a Durlo, facciamo una piccola carrellata delle piccole Dolomiti e le sue contrade. Quella è la via dei Murales. Questo è un affresco dipinto da me, ovvero Luigi Rossetto, rappresenta le Anguane. Ecco il paese di Durlo col suo campanile. Ecco un dipinto ad acrilico di Elio La Scrippa, rappresenta a cavallo Dürer che passò per Durlo, così almeno narra la leggenda. Ecco un'opera di Luciano Cinghialta ad acrilico. L'opera rappresenta la raccolta delle castagne. Ecco un'opera ad acrilico di Ali Koklu, il pittore turco. L'opera rappresenta un ruscello con un laghetto. Ecco un'opera ad affresco della pittrice giapponese Yumiko. Sempre la Yumiko in affresco. Sempre la Yumiko in affresco all'esterno della pizzeria ristorante La Betulla di Durlo. Ecco, siamo all'interno della pizzeria La Betulla di Durlo. Qui vediamo un affresco a 9 mani di grassello della pittrice giapponese Yumiko. Un mio affresco, Luigi Rossetto, rappresenta la casa della mia infanzia giovinezza, alla Calvarina di Arzignano. È in affresco, è un omaggio a mio padre e mia madre. Una natura morta in affresco all'interno della mia abitazione. La storia del vino, sempre a Durlo, all'interno della mia abitazione, un'opera in affresco. Ecco, all'interno del mio studio a Durlo di Crespadoro, ecco, dove che io dipingo, e in questo piccolo spazio qualche volta faccio delle mostre. Adesso vi faccio vedere l'affresco. Ecco il mio studio a Durlo lungo la via dei Murales. Là ci sta
il mio affresco che rappresenta le anguane a livello esterno, ecco. Siamo in contrada Zordani, sempre a Dullo nella via dei Murales, e qui c'è un bellissimo bassorilievo del 1731. 1731. Qui vediamo un'opera in affresco, una mia opera, sempre Luigi Rossetto, rappresenta il ritorno dei contrabbandieri. Un tempo qui c'erano i contrabbandieri. Siamo sempre a Contrada Zordani di Dullo nella via dei Murales. Questo è un mio affresco, Luigi Rossetto, rappresenta la Lissia, le lavandaie di Dullo. Ecco il Monte Purga di Dullo, l'escono vulcanico spento da milioni di anni. Ecco un affresco della vecchia Masera di Dullo, come era un tempo, una mia opera. Ecco la Meridiana dipinta anni fa in affresco, una mia opera. Ecco una piccola opera in affresco, una mia opera, rappresenta la storia del pane, il fornaio. Ecco un vecchio affresco, una mia opera che rappresenta Dullo, un'opera semplice ma ancora attuale nei colori e nella conservazione. Ecco una delle mie ultime opere in affresco, sempre in contrada Cagliari a Dullo, rappresenta le anguane. Siamo in contrada, sarà il nome contrada qua Flavio? Ah, contrada Gaiga sempre a Dullo, e questo è un affresco, una mia opera del ciabattino Bio e Scarparo. Racconta la storia di un ciabattino di Dullo. Questo è un affresco, un'opera in affresco di una lavandaia e un vecchio che beve l'acqua, e di una donna che quella donna lavandaia si chiamava Solidea, amica di suora Germana, tratto in quell'angolo là, eccolo là. Ecco un'opera in affresco, rappresenta una famiglia con una nonna, sempre in contrada qui a Dullo, contrada Gaiga. Certo, Luigi. Ecco una piccola opera in affresco della Madonnina della Sacula, in contrada Gaiga a Dullo. Guarda. Quanta gente. Ecco un'altra opera in affresco, rappresenta il Monte Purga di Dullo con le sue anguane e la sua fase lavorativa agricola, è una mia opera in affresco.
Ecco un'altra piccola opera mia in affresco, rappresenta la nostra Alta Valle. Il vulcano dorme, un'opera d'affresco dipinta da mia figlia Alice Rossetto in arte Ros. Rappresenta il Monte Purga di Durlo, il cono che dorme, il vulcano che dorme. Ecco un'altra mia opera in affresco dove vengono rappresentate vari personaggi. C'è un mio autoritratto, il Conte Fiocchi, Attilio Benetti, Mauro Corona, Gino Strada e poi non ricordo altri chi sono. Guarda te, questo è un affresco. Lì c'è un affresco di una scena di caccia, una mia opera. E qui l'ultima opera che è stata fatta è San Michele Arcangelo in affresco, una mia opera in affresco. Allora, vediamo se riesco, eccolo lì, vedete. Nella contemporaneità ho voluto ricordare, essendo la figura della giustizia con la spada in mano, San Michele, e con la bilancia che segna la giustizia, ho voluto ricordare una strage impunita, che c'è ancora una delle tante stragi impunite che c'è in Italia, che ci sono in Italia, la strage di Bologna, che ci poteva stare in questo contesto. Ecco, buona giornata a tutti.